Allora Giuseppe, cosa ci racconti tu di qualche altra curiosità di questo cammino molto affascinante, religioso? Sì, questo cammino innanzitutto tocca i santuari più importanti della nostra regione, da Barbana, la chiesa patriarcale di Aquileia, Rosa Mistica a Cormons, e, e poi Castelmonte. Castelmonte ovviamente non possiamo dimenticare Cividale, che Cividale, sì, è inutile, diciamo, dire qualcosa, nel senso che è una città molto conosciuta non solo in Italia per i Longobardi, e poi la Madonna dell'Ussari, che è in pratica santuario dei tre popoli in cui si riuniscono, è l'unico luogo in cui si fanno le celebrazioni in tre lingue, quattro lingue. Si Ecco. fanno in tedesco, in sloveno, italiano ovviamente, e anche in friulano. Ricordiamo che il Cammino Celeste appunto ha anche la partenza dall'Austria e dalla Slovenia, quindi ha come punto di arrivo al Monte Lussare, però ha tre partenze, no? Oltre a Esatto, quella cioè italiana di... noi abbiamo, diciamo, un percorso internazionale, nel senso che ha una propaggine in Slovenia che parte vicino Lubiana con un'ottantina di chilometri e arriva a Lussari, e poi c'è anche in Austria da Gurk, attraverso, passa per Maria Zal, Klagenfurt, Lagelburtersee, Maria Wurt, e poi arriva anche questo a Lussari. Diciamo che è un cammino internazionale, abbiamo la guida, i due cammini, diciamo, sono ancora, abbiamo già concordato con le autorità austriache per diciamo, fare questo percorso austriaco, e anche con le autorità slovene. Diciamo che è fattibile perché si attraversano i cammini, come abbiamo visto, quello di Maria Zell, Maria Pilgrimberg, Lemma-Weg e Santiago-Weg. In Slovenia invece è un percorso diverso, che di solito viene accompagnato da qualcuno della Slovenia, fino ad arrivare al Monte Lussari. Esiste la guida con le cartine della Tabacco, e abbiamo un sito in cui si può scaricare in PDF tutte le informazioni necessarie per poter fare. In più c'è anche questo scaricabile, le località in cui si può dormire, mangiare, con i numeri di telefono e il nome delle persone che è importante telefonare qualche giorno prima per poter avere a disposizione queste persone, insomma, nel momento in cui uno arriva. Ecco, quindi una realtà veramente completa che parte Sì. da persone che hanno una grande passione e Esatto. che hanno realizzato qualcosa di veramente... Normalmente chi fa Santiago dopo continua a camminare, viene a fare, quest'anno c'è stato uno sviluppo non indifferente di pellegrini che hanno frequentato il Cammino Celeste, perché in Spagna era chiuso. Cioè loro pensavano a luglio di aprire, ma con questa epidemia in pratica in Spagna è bene non andare. Quindi invece qua come numero di partecipanti sì, quest'anno comunque c'è stato, c'è no? Sì. molto, diciamo, sono un po' mancati un po' i gruppi, ecco, organizzati, perché normalmente il pezzo più frequentato è da Aquileia a Castelmonte, che in genere sono gruppi, sono stati l'anno scorso da Belluno, da Varese, da Brescia, che hanno fatto questi, però l'hanno fatto in gruppo, ecco, Sì. questo è importante. Allora, oltre alle schede appunto online, ricordiamo che avete creato anche un libro che si può mettere anche le credenziali, quindi molto importante. Sì, sì. E abbiamo appunto qua Aurelio che è uno sei tu la persona che l'ha comunque scritto, allora, vediamo. siccome appunto il Circolo Culturale Navarca, che io rappresento, di Aiello, nel 2012 ha stampato questa magnifica guida, una guida completa, viene spiegato tutto il percorso nei minimi dettagli, ci sono anche 35 cartine della Tabacco, vedete, ecco, no?
che evidenziano il passaggio nei vari territori del Friuli, insomma, no? E questo è molto utile ed è stampato da Ediciclo Editore e si trova nella maggior parte delle librerie. Ecco, bene. Bene, allora un buon cammino, come lo dite voi? Buon Come cammino. dite? Buon cammino, Buon cammino a tutti quelli e- che lo vorranno sì. naturalmente fare. È l'invito a farlo. E speriamo che adesso la stagione è finita, perché siamo alla fine ormai di settembre e arriverà presto la neve in montagna e speriamo che il prossimo anno ci sia un incremento di pellegrini e anche viandanti su questo bel progetto del Cammino Celeste della nostra regione. Bene, grazie.